Forze nuove all'ISAC, grazie a un progetto pilota, sono arrivati 3 operatori brasiliani e ne arriveranno altri. L'amministrazione di Rossano Veneto toglie l'incarico al direttore dei lavori di Piazza Duomo, una storia infinita. Una voragine profonda più di 3 metri si è aperta a Marostica in via San Luca, strada chiusa a tutti i mezzi. Grande commozione delle penne nere per l'ultimo saluto al vicepresidente dell'Associazione Alpini Montegrappa. Decine di agenti impegnati in altopiano per controllare strade, bar e discoteche, all'origine una richiesta dei sindaci. Seconda prova scritta per la maturità al liceo Brocchi, 400 studenti affrontano matematica o latino. Riorganizzata la diocesi di Padova, interessato anche l'altopiano, nascono 47 collaborazioni pastorali. Sindaci e provincia firmano l'accordo sul disability manager per aiutare i comuni a essere più accessibili. La festa della Trebbiatura celebra i 40 anni, un rito antico che grazie ai volontari si rinnova guardando al futuro. Benvenuti all'appuntamento con informazione di Bassano, che apriamo parlando dell'ISAC, quindi buone notizie per le case di riposo, con 9 operatori che saranno assunti entro agosto e altri 3 tirocinanti arrivati dal Brasile in questi giorni stanno per prendere servizio appunto all'ISAC di Bassano, prima struttura pubblica in Veneto ad aprire questo corridoio per far fronte alla carenza di personale di assistenza nelle case di riposo per anziani. Stanno prendendo confidenza con il territorio, completando le ultime incombenze burocratiche. Eccoli i 3 operatori sanitari brasiliani che stanno per iniziare un tirocinio formativo di 100 giorni all'Istituto ISAC di Bassano del Grappa, un progetto pilota che parte per la prima volta in Veneto, studiato dal nuovo Consiglio di amministrazione per garantire una migliore assistenza agli anziani ospiti. Prevede l'arrivo in totale di 7 operatori che vengono dal Brasile, 5 dal Brasile, 2 dalla Repubblica Dominicana, 3 sono arrivati nei giorni scorsi, che posseggono un diploma quinquennale del liceo socio-sanitario, che qui arrivano nell'ambito di un flusso immigratorio previsto dalle leggi nazionali e codificato anche dalla norma regionale. Al termine del percorso, i 3 operatori diplomati al liceo socio-sanitario in Brasile verranno inseriti nella struttura che garantisce anche un alloggio. A salutarli con i vertici di ISAC il sindaco di Bassano Nicola Finco. Questo dimostra anche l'impegno che l'amministrazione comunale assieme al CDA sta mettendo nei confronti dei nostri anziani. Noi vogliamo bene i nostri anziani, cerchiamo ovviamente che le strutture siano il più accoglienti possibili e oggi di fronte all'emergenza del personale stiamo trovando le migliori soluzioni. L'ISAC ha appena completato un concorso per l'assunzione di operatori sociosanitari. E do anche la buona notizia che entro agosto arriveranno 9 assunzioni, 9 operatori sociosanitari nuovi che entreranno in servizio. A Bassano in questo momento gli ultraottantenni sono 3.600, tra 20 anni si arriverà a 6.000. Compito delle istituzioni garantire che l'istituto resti bene della collettività. Questo è un patrimonio che ci è stato donato, quindi è un patrimonio di tutta la collettività e gli sforzi per mantenerle ovviamente sono sforzi importanti, ma stiamo lavorando in sinergia con il nuovo CDA di ISAC proprio per trovare la formula migliore per rilanciarle, in particolar modo Villa Serena, che ha bisogno di importanti investimenti, ma a breve penso ci saranno importanti novità. Nuovo colpo di scena nella lunga storia dei lavori di Piazza Duomo a Rossano Veneto. L'amministrazione ha risolto il contratto con il direttore dei lavori. Non c'è pace per i lavori di Piazza Duomo a Rossano Veneto. A più di 5 anni dal via, dopo tanti intoppi, pochi giorni fa anche le categorie economiche hanno chiesto di accelerare e completare l'opera per andare incontro a commercianti e imprenditori stremati dalla lunga attesa. E invece no, la novità non va in questa direzione. L'amministrazione comunale, si legge in una nota, ha deciso la risoluzione del contratto con il direttore dei lavori di Piazza Duomo, Francesco Tonietto. L'11 aprile c'è stata la formale contestazione di inadempimento
procedimenti ritenuti gravi ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Come previsto dall'ordinamento è stato garantito il contraddittorio, durante il quale il professionista ha avuto facoltà di presentare controdeduzioni, ma le giustificazioni fornite sono state valutate non idonee a sanare le criticità rilevate e pertanto si è provveduto, dice l'amministrazione, allo scioglimento del contratto. Ora si sta individuando un nuovo tecnico abilitato a subentrare nella direzione dei lavori. Obiettivo: fare più in fretta possibile. La sensazione però è che invece le sorprese non siano finite. Grande commozione a San Zenone degli Ezzelini per l'ultimo saluto ad Alessandro Ferraris, vicepresidente dell'ANA Montegrappa, che si è spento domenica per un malore. È stato un grande abbraccio quello che il mondo alpino ha voluto dare ad Alessandro Ferraris, vicepresidente ANA Montegrappa e direttore del Museo degli Alpini di Bassano, che se n'è andato domenica per un malore che lo ha colpito proprio sul monte sacro alla patria, il Monte Grappa, quella montagna che lui tanto ha amato. Uomini e donne con il cappello, alpini in armi, giovani e vecchi, i Boccia e i Veci, i volontari della protezione civile, i donatori di organi e tanti ragazzi dei campi scuola ANA. Tutti insieme, uniti, compatti, come negli sfilamenti per accompagnare Alessandro nel suo ultimo viaggio sulla terra. Gli alpini sono arrivati da molte parti d'Italia, sfilano i labari delle sezioni alpine assieme ai gagliardetti di tantissimi gruppi di penne nere. Il labaro della sezione Montegrappa è listato a lutto, c'è grande commozione, le lacrime rigano il volto di tanti alpini, il saluto militare davanti alla bara coperta di fiori bianchi e rose rosse, l'abbraccio alla moglie Piera e alla figlia Carlotta. Un unico, grande, collettivo, intenso abbraccio, e questo è il senso che lui lascia a tutti quanti noi, perché lui aveva la stessa attenzione per il vecchio alpino, ma anche per i giovani, che fossero alpini fatti oppure i ragazzi che vengono con il nostro campo scuola. Per lui erano tutti uguali, allo stesso livello, e con tutti si trasmetteva in modo straordinario, intenso, senza spendersi. Aveva un livello di empatia straordinario che quasi quasi anche gli invidiavo, e però lui sapeva trasmettere alpinità a qualsiasi livello, a tutto tondo, e lo si vede oggi nella giornata più tragica, più triste, però possiamo dirlo, è stata un'apoteosi di emozioni e di sentimenti. Tante le autorità presenti alla cerimonia, molti sindaci del territorio bassanese e trevigiano. Alessandro Ferraris era una persona amata e apprezzata che ha lasciato un'impronta indelebile non solo nella comunità alpina. Alessandro era uno che sapeva attirare la propria capacità di attenzione, ma sapeva essere con gli altri. Ecco, questo è uno, credo, un grande segno, e la presenza di tantissimi alpini che sono venuti un po' da tutta Italia lo sta a dimostrare. E l'abbraccio delle penne nere si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Alessandro Ferraris. L'abbraccio delle penne nere si fonda al dolore della famiglia per la scomparsa di Alessandro Ferraris, uomo dal grande carisma, leader nel gruppo, guida per molti giovani e non solo, instancabile trascinatore sempre disponibile per la comunità. Oggi siamo davvero in tanti amministratori qui, come nella migliore delle sfilate, perché Alessandro, come giustamente è stato ricordato da tutti, ogni volta che incontrava una persona lasciava il segno, e questo l'ha fatto anche con noi sindaci, con le amministrazioni, con tutte le persone appunto che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo sorriso accogliente. Quindi davvero a nome di tutti i sindaci un grande abbraccio. Grande il dolore dei familiari duramente provati dalla prematura morte di Alessandro. Ale era un'alpina. Io dicevo sempre, mio fratello è l'alpino più alpino che conosca, ed è solo verità. Portiamolo nel cuore sempre con il sorriso, perché un'anima così autentica ha fatto parte della nostra vita. La moglie Piera e la figlia Carlotta
raccolgono il cappello con la penna nera, un'altra carezza per il loro alpino, per stringerlo ancora una volta sulle note della loro canzone. E cambiamo argomento, andiamo a Marostica, dove una voragine di notevoli dimensioni si è aperta sull'asfalto di via San Luca, strada chiusa per motivi di sicurezza, con ordinanza urgente del sindaco. Una voragine di notevoli dimensioni si è aperta a Marostica, in via San Luca, proprio al centro della carreggiata, nel tratto compreso tra l'ex ristorante albergo e la chiesa. Durante i lavori di posa della fibra, i tecnici hanno notato la presenza di un buco sospetto nel terreno. Le successive verifiche hanno evidenziato una situazione ben più grave e preoccupante. In un punto della buca abbiamo riscontrato un ulteriore cedimento e quindi la richiesta da parte dell'amministrazione ETRA, che ringrazio, ci hanno messo a disposizione un'autocisterna per provare a fare un rilascio graduale dell'acqua per vedere se c'era un'infiltrazione o una porosità del terreno particolare, in modo da poter anche capire poi come intervenire. Il rilascio dell'acqua ha fatto in modo che lo strato superficiale di sabbia e terriccio ha cominciato a scorrere ed essere assorbito in un punto particolare, e fino a che non si è aperta letteralmente una voragine che ha rilasciato un crepaccio importante, molto probabilmente di origine carsica, e che adesso vedremo di valutare come andare a sistemare. Una spaccatura che ha una profondità di almeno 3 metri, una situazione di pericolo che ha costretto il sindaco a disporre l'ordinanza di blocco totale della strada e vietato il transito a tutti i mezzi, comprese moto e biciclette, e anche i pedoni. La riapertura sarà disposta soltanto dopo le verifiche del geologo e il completo ripristino della sede stradale. Intanto il comune di Bassano ha approvato una serie di lavori pubblici per quasi 3,5 milioni di euro. E poi intanto andiamo avanti, perché ci sono notizie che arrivano anche dalla cronaca, perché sono stati i sindaci dell'Altopiano a chiedere a polizia e guardia di finanza controlli mirati per automobilisti e locali pubblici. Allora andiamo a vedere il bilancio. Sono state 83 le persone identificate durante i controlli che Polizia e Guardia di Finanza hanno effettuato insieme sull'Altopiano tra Asiago e Gallio. Ispezionati anche 4 esercizi pubblici e 27 auto. Un automobilista di Lusiana è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso di 1,94, quasi 4 volte il limite, e la patente gli è stata immediatamente ritirata. Controlli nati da una specifica segnalazione di alcuni sindaci dell'Altopiano, per cui il questore di Vicenza, Francesco Zerilli, ha disposto un servizio di ordine pubblico per monitorare alcuni esercizi, bar e discoteche della zona durante la notte fino all'alba, impiegando nel complesso 20 uomini e donne delle forze dell'ordine, ispezioni anche sui contratti di lavoro e la sicurezza, e poi con l'unità cinofila delle Fiamme Gialle. In un esercizio pubblico di Asiago sono state riscontrate possibili irregolarità amministrative in corso di accertamento con il comune per i plateatici collocati all'esterno del locale. Gli stessi sono stati fatti rimuovere precauzionalmente dagli uomini della questura, in attesa di definire con il comune lo stato dell'iter di concessione. Seconda prova scritta per i 39.000 studenti veneti che stanno sostenendo l'esame di maturità. Sono oltre 400 i maturandi al lavoro al liceo Brocchi di Bassano del Grappa, e alcuni li abbiamo incontrati al termine della loro prova. Il gran ritorno di Cicerone con il di amicizia al liceo classico, una prova scritta di matematica con citazione di Cartesio. La ragione non è nulla senza l'immaginazione, forse un piccolo aiuto allo scientifico, e poi temi per scienze umane, inglese e linguistico e tutti gli altri scritti. Archiviata quasi per tutti anche la seconda prova della maturità 2025, con studenti tutto sommato soddisfatti. Ho fatto la prova di scienze umane e penso sia andata bene. Comunque erano argomenti di antropologia e sociologia, e è andata molto bene, perché se fosse uscita pedagogia non ne avrei saputo molto, però bene, sono contenta. Abbiamo avuto una traccia di economia bella tosta
È abbastanza difficile, ma insomma è andata, l'abbiamo fatta, adesso è finito, ora bisogna studiare per gli orali. Quando ce l'avrai? È il primo giorno, martedì, quindi insomma quasi tra poco. Devo dire che inizialmente, appena ho visto la traccia, ho provato terrore, perché quest'anno non abbiamo approfondito antropologia, ma abbiamo approfondito più sociologia e pedagogia. Però dopo un attimo di panico, con calma, profondi respiri, ce l'abbiamo fatta. Orale già fissato? Sì, ho la data, però non la dico per scaramanzia. Chi qualcosa da recriminare ce l'ha sono i maturandi del liceo scientifico che, citazioni a parte, si sono trovati davanti 2 problemi e 8 quesiti. Era molto difficile e anche non c'erano molti problemi che dicevi a prima vista che erano molto semplici, quindi ecco. Ti aspettavi qualcosa di più semplice? Guardando la prova dell'anno scorso sì, pensavo fosse molto più semplice, invece si è rilevata difficile, sì. Via gli iscritti, studenti pronti o quasi per l'orale che al liceo Brocchi inizierà già lunedì prossimo. Ma com'erano gli studenti quest'anno? Quest'anno li ho visti più rilassati degli anni precedenti, non ho visto ragazzi molto agitati, molto in ansia. Hanno preso la prova stampata, l'hanno letta attentamente da quelli del classico, delle scienze umane, dell'economico-sociale o degli altri indirizzi e si sono messi a lavorare. Finora direi bene come approccio e mi pare di capire anche bene come preparazione. Una nuova geografia per la diocesi di Padova, prendono il via 47 collaborazioni pastorali che riuniranno le 454 parrocchie. La presentazione nel corso dell'Assemblea diocesana. È la festa di San Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova, a 4 secoli dalla nascita, a salutare il nuovo disegno della diocesi, frutto del sinodo conclusosi più di un anno fa. Nascono 47 collaborazioni pastorali che riuniranno in forma variabile le 454 parrocchie, a loro volta parte di 16 vicariati con compiti e confini precisi. Abbiamo riconfigurato sostanzialmente la distribuzione geografica delle parrocchie e delle comunità e siamo arrivati anche a cercare di fare in modo che ogni collaborazione pastorale avesse un nome, perché è un passo concreto e di fronte ai passi concreti si presta attenzione. Le collaborazioni pastorali avranno da un minimo di 5 o un massimo di 22 parrocchie, con abitanti, la più piccola 9.000, la più estesa 45.000. Il compito loro assegnato è quello di valorizzare e sostenere ogni singola comunità nella molteplicità delle vocazioni presenti, con attenzione al territorio in cui sono inserite le parrocchie e alla formazione degli operatori pastorali. Una logica di solidarietà nel continuo calo del numero dei preti che faccia in modo, scrive il vescovo Claudio Cipolla, che nessuna parrocchia si pensi da sola, staccata dalle altre, come se potesse bastare a se stessa. ANCI Veneto e Società Italiana Disability Manager hanno firmato a Padova un protocollo a favore delle persone con disabilità. Vediamo. Quando un bene è accessibile a tutti acquista ancor più valore perché si allarga la fruibilità. Questo vale anche e soprattutto per il bene pubblico. Parte da qui la volontà di ANCI Veneto di favorire l'impiego nei comuni di tutta la regione del Disability Manager, una figura che possa dare consigli alle amministrazioni comunali per realizzare attività inclusive. Il Disability Manager è un facilitatore, un professionista che dà una sorta di supporto all'amministrazione, in particolare ai vari assessorati, per cercare di fare delle politiche di inclusione e di rendere la città sempre più inclusiva e accessibile. Il protocollo siglato a Padova tra il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, sindaco di Treviso, e la Società Italiana Disability Manager vuole promuovere e diffondere iniziative virtuose per rendere luoghi, eventi e città accessibili a chiunque, a tutte le persone affette da disabilità. Una svolta che deve essere soprattutto culturale, ha sottolineato Conte. L'obiettivo è questo, di rendere questa pratica, quella di inserire negli organigrammi dei comuni la figura del Disability Manager, un professionista altamente specializzato sul tema dell'accessibilità, quindi rendere gli uffici, i poli museali, le botteghe dei nostri comuni accessibili a tutti. Credo che sia un grande progetto e soprattutto un cambio culturale importante che ci aiuta a picconare
superare realmente le barriere architettoniche affidandoci a dei professionisti. Noi abbiamo vissuto l'esperienza con l'architetto Rodolfo Dalla Mora nel comune di Treviso, ottenendo dei risultati importanti, rendendo le mura di Treviso accessibili, i musei accessibili, firmando dei protocolli con i commercianti per rendere le loro botteghe accessibili a tutti. E ci spostiamo nell'Alta Padovana, dove a Carmignano di Brenta troviamo una nuova auto e il concorso pubblico per assumere un agente a tempo pieno. Queste sono le novità della polizia locale. È un'auto ibrida del valore di oltre 34.000 euro. Il nuovo mezzo, acquistato dall'amministrazione di Carmignano di Brenta, è già messo a disposizione della polizia locale. Dopo aver ricevuto in piazza la benedizione da parte del parroco, Don Fabio Zigliotto, infatti, il nuovo mezzo è stato consegnato ai funzionari della polizia locale. La sicurezza è un tema sempre più sentito dai nostri concittadini ed è per questo che la nostra amministrazione comunale ha voluto acquistare un nuovo mezzo dato in consegna alla nostra polizia locale all'interno di un progetto che prevede anche il potenziamento del nostro corpo di agenti per garantire più sicurezza all'interno della nostra comunità. Il Comune, tra l'altro, aveva partecipato a un bando regionale su azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana, ottenendo un contributo di quasi 20.000 euro. Più in generale, la volontà dell'amministrazione è quella di aumentare il corpo operativo degli agenti con il concorso indetto per un posto a tempo pieno. Arriva anche cronaca dall'Alta Padovana con momenti di paura a Campo San Piero questa mattina per un'auto andata completamente distrutta a causa di un incendio mentre era in sosta in via Giorgione. Le immagini ce le ha inviate un nostro telespettatore, Marco Scolaro. Sono stati attimi di grande tensione per il rischio di esplosione del veicolo, pronto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutta la zona. Indagini in corso per capire le cause dell'incendio. E al via da domani a Campodoro la 40ª edizione della Festa della Trebbiatura, la presentazione in Consiglio regionale. Trasferta in Laguna, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, per la Festa della Trebbiatura di Campodoro, che taglia quest'anno il traguardo delle 40 edizioni. A presentarla il presidente della prima commissione Luciano Sandonà con il vicepresidente del Consiglio regionale Enoch Soranzo e il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro. Il racconto di un rito antico per le nostre terre, la Festa della Trebbiatura, sostenuta dal lavoro di tantissimi volontari. Accanto alle mostre dedicate ai braccianti veneti e agli esuli istriani, quest'anno la festa, che avrà un preludio dal 20 al 22 giugno e la manifestazione vera e propria dal 26 al 29 giugno, ospiterà un raduno dei trattori superlandini che sfileranno in notturna. Uno spazio è stato pensato anche per i bambini che frequentano le scuole comunali, che completeranno il viaggio del chicco di grano dalla semina alla mietitura, ricevendo un mazzo di spighe sabato 21 giugno. E poi alle 21:15 Focus, il programma di approfondimento condotto dal nostro direttore Luigi Bacialli, che avrà come ospiti Mattia Adani, Paolo Bonafè, Silvia Calligaro, Valentina Dalla Corte, Pietro Dalla Libera, Alberto Gava, Marco Marturano, Emanuele Munari, Ivan Palasgo e Massimo Venturato. È tutto per l'informazione di Bassano, vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.